Eccoci qua, è Ben incredibile trovati. questa bella gente Bella che abbiamo gente, oggi bella anche in gente. studio. Ci sono circa 600 persone che ci sono venute Ma a dove trovare sono, raga? e Ma non ce saluta. n'è. Saluta la signora Lo Giudice, signora Lo Giudice. Ma chi è? Ma non Sì. c'è, sono sedie Sai che mestiere fa vuote. la signora Lo Giudice? Non lo so. Avvocato. E fa Lo Giudice, ma comunque capita. Saluti a tutti. Ci ha scritto una mail, Sì? uno dei cuochi più famosi thailandesi. Ah, qual è? Di origine proprio tradizione thailandese, la sua famiglia dalla sbinnonna, Sbinnonna, e ci guarda? Non solo ci guarda, ma vuole delle nostre ricette. E il gentil cuoco è stellato. Come si chiama? Ha preso 24 stelle. Non è possibile, 24 24 stelle non l'ho mai E sentita, si ragazzi, chiama fino a Sarumi, 7. perché è Sarumi, thailandese. certo. Sarumi Pappalardo. No, dai, non è possibile, Sì, Pappalardo, i dai, Pappalardi ma che è un thailandese che si chiama Pappalardo? Dove si è mai Te sentito, lo dico ragazzi? io perché il primo thailandese Pappalardo si emigrò a Catania. Si È venuto a emigrò a Catania, si emigrò a Catania e ha fondato la Silvia dei Pappalardo catanesi. Quindi Ma di origine sono è un thailandesi. cognome che ha origini dei thailandesi. Poi ce n'è ok. stato uno che si chiama pure a Lentini, e feci Pappalardo Il di Pappalardo, Lentini. diciamo, di Lentini, Il lì? Pappalardo Lentini. Pazzesco. Vabbè. Ma non posso esimermi dal salutare te, cara tradizione, camera mia, ragazzi. e anche te, Lo e so, anche te, lo so. e anche te. Mi rendo conto. E perché no? La camera dell'artrosi L'artrosi cervicale, ormai è così, e con quella. il tuo permesso. Sì, e mi scusami. sposta anche, ragazzi. Che devo fare? Vabbè. Amica! Ma chi è che ci toglie dai malanni? Lui va Lo zio salutato, Gianni. lo zio Gianni. È andato al barbiere e si è fatto i capelli a zero. Ma se c'è il turbante, come lo vedi che si è tagliato i E capelli? guarda attentamente. C'hai i pelati. Ma di dove li prendo? Ragazzi, Dai, basta. rimani. No, me ne Parliamo vado, della ragazzi. puntata, dai. Basta, Iniziamo parliamo della subito a puntata. cucinare. Oggi, ragazzi miei, pollo e tacchino cucinati. Al forno? No. Pollo e tacchino cucinati. Con le patate? Desiree, pollo e tacchino cucinati. Ma che ne so, al barbecue, come, che ne so, thailandese, visto che hai detto... Pollo e tacchino cucinati da Totino. Ah, da Totino, scusa. ragazzi, ma me ne posso riandare, per Perché? favore? Dai, basta, veramente. Desiree, era per Basta. fare la rima baciata. Ah, ok, la rima baciata. Aspetta, tu lo sai? Possiamo Per esempio? iniziare, per sì, favore? Sì, lo sai come una rima baciata? Non Guardami, lo so come una guarda. rima baciata, è la rima quella Guardami, che... rima baciata. E di dove le prendi? Ma mi vengono così spontanei, io manco tu. No, è proprio così, E allora, ragazzi. È proprio... abbiamo detto pollo proprio e scemo. tacchino cucinati da Totino. Voi vi fate preparare dal vostro macellaio quindi, una bella scusami, coscia di tacchino. è una ricetta aperta. tua questa, Sì, immagino, no? Aperta, così. Questa è la coscia di tacchino che ci siamo fatti aprire dal macellaio. Quindi open, Però, se open siete, space. Esatto, se siete pacaci Più lo potete fare internazionale, pure voi, aperta, capito? la coscia di tacchino. Diamo quest'altra apertura che Bella. ci serve, così, vedi? E l'abbiamo aperta. Bene. E questa ce la mettiamo così, guarda che facciamo. Siccome abbiamo deciso di farla agli aromi, Sì, perché il abbiamo ripieno visto sarà questo, solo di aromi, visto questo bel piatto tutto di piatto aromi. Così faremo della salvia, Sì, qua, così, così e così. è così. Del rosemary, Sì, ne prendiamo un ramettino, andiamo a prendere i supplettini, così, guarda al contrario, Bene. guarda, e li eccoli. mettiamo qua, così, e li mettiamo qua. Rosmarino, Ah, che un profumo, po' mamma di mia. timo, Un po' di timo. qua, e un pezzettino così di foglia di alloro. Guarda, vedi cosa sta salendo? Un profumo di ecco aromi qua. fantastico. Quindi, che facciamo con questi prendiamo aromi? Un coltello e maciniamo questi aromi così. Bene. Sì, è aromaterapico questo, vedi? Esatto, aromaterapia. Allora, quindi rosmarino, Dove si salvia. fa l'aromaterapia? È nella spa. No, Dove si fa? nel Lazio, a Roma. Aromaterapia. Non lo so, sono una fucina di sensazioni. Mi dai un po' di sale, per Così favore? sono un po' in imbarazzo, ragazzi. Sale, Allora, metto del sale così all'interno, bene. così. Poi andiamo a Poi mettere gli aromi, ragazzi, in step by questo step. modo.
Chiaramente sta parola. Allora, Step potete by- farcela. Partiamo dal tacchino open, giusto? Di coscia però, Coscia non petto. open, sale, Coscia open. aromi. Proseguiamo. Hai visto? Abbiamo fatto questa aromatizzazione, però ho Meraviglioso. bisogno del tuo tocco di classe. C'è un po' di olio? No? Cosa? Un po' di pepe? Vedi che già il tacchino si sente meglio con tutti questi aromi. Sì. Dai, Ah, dai, vado? vai. Mamma mia, ragazzi, che classe, che classe. E lo andiamo a mettere così. Ah, lo involtini. Lo involtiamo così. Desiree, mi prendi lo spray? Che cos'è lo spray? Spray? Che cos'è? Scaus? Che cos'è? O spago, Desiree. Te l'ho detto in inglese. Ah, spray. ok, va E andiamo bene. a fare delle legature. Andiamo a fare delle Ti ricordi legature. come si fa a fermare? Vi Facciamo- ricordate come si fa a fermare? Dimmelo tu, dai. Si fa il nodo del marinaio, Sì, e com'è quello del marinaio? quello che sta a fare lui, giusto? E com'è? Doppio Quello giro. che fa son marinaio della marina. Tre Tengo giri. Le chiavi dell'oro e dell'argento. Son marinaio di questo bastimento. E lo mettono tutto così, con lo spago, gli aromi dentro. Ma ragazzi, meraviglioso. Dammi Bene, a te. quest'ultimo così. Andiamo alla via così. Fermiamo Sì. e lo mettiamo da parte. Sì. Lo mettiamo, sai dove? In una In teglietta. una teglia. Bravo. Per ora. Qua, Bello. Così. Ora dobbiamo preparare le verdure da abbinare a questo arrosto di Ah, tacchino. quindi fai anche un contornino? Sì, con Totino in questo caso. Un contontino? Con Totino. Facciamo cosa? Le nostre verdure che sono rigorosamente Sporche. brava. Non le laviamo mai Questo noi, è lo una nostra buttiamo. caratteristica. Facciamo così, Ecco, questo così. la Questi li melanzana. possiamo buttare. Questi li possiamo buttare. Sì, questo così, Ecco, così, così. Questi li rimettiamo al loro Lì. posto. Così. Facciamo una brunoise, più che altro mirapo. una più grossa. mirapo, fate come, insomma, in base a... Mi prendi una padella quella tipo wok, per favore? Come? Una padella tipo wok, per favore? Una padella Brava, tipo wok è brava. questa, ragazzi, Mettiamola lo sapete, qua, no? mettiamola Fondo, Fondo? diciamo, a Com'è? questa forma così Vorrei sapere com'è il fondo. di cottura. Il fondo com'è? Vai. Accogliente, molto giusto, accogliente ci sta, accogliente. Uno, due. Bene, e fate E andiamo una così, una mirepoix. mirepoix. Non una brunoise. No, ma no, una oggi ci sentiamo così, mirepoix. più grossolano. Più Perché grossolano. poi queste verdure che inizialmente andremo a preparare in padella, Sì. poi cosa stiamo facendo adesso? No! Stiamo facendo La reazione di Maillard Di devi Maillard, fare, brava. pazzesco, non me l'aspettavo questo, ragazzi. Brava. Attendi Pensavo un andasse attimo. in forno, invece in realtà no. Attendi un attimo. Deve prima Andiamo a rilasciare Un po' di marsala, un po' di marsala, capito? Il tempo che che lui si... ci fa questa reazione, di Maillard. ragazzi, non si può tenere più, mi conosce pure la reazione di La Maillard. temperatura deve essere Step by step. step by step, ragazzi, potete farlo. Seguite, Andiamo seguite. così. E a questo punto andiamo a mettere Ah, così, abbondantes qua non abbondandum. Anche nel marsala mettiamo un poco di rosmarino, così, benissimo. Facciamo, il marsala adesso sta sfumando. e lui si glassa. Mi dai la pinzetta me la dai? Mi dai la pinzetta? Togliamo questo, però vi devo dire una cosa, la cottura un poco di più in padella, ma siccome noi dobbiamo rispettare certi tempi,
In questa salsa, guarda che Sì. andiamo a fare Voi prendetevi il giusto Guarda tempo. cosa facciamo. Andiamo a mettere le nostre le verdure. qua, così. Mettiamo queste verdure, aggiungiamo un pomodoro Un pomodoro. spezzettato, togliamo il tronzetto, Sì. togliamo il tronzetto, Sì. così, tagliamo e andiamo alla via così, Bene. a smacinarlo proprio. Senti come sfrigola il Mamma tutto. mia, quel profumo, il marsale, il rosmarino, le verdure, il Prendiamo pomodoro, questo, mettiamo maillard, così. tutti. Sì, pure maiale. Ho messo del pomodoro fresco, ma Sì. andiamo ad aggiungere della buona passata di pomodoro. Ok. E basta così. Questo Ecco. dolce nettare che la natura ci ha dato. Bene, quindi questo è il nostro contorno E copriamo, per il saliamo. tacchino. Saliamo, dove andiamo? Poi me ne devo andare. Poi dice che sono io che... Abbiamo salito. Vuoi questo, No, immagino? mi serve anche un po' di zucchero. Qualcuno dirà, "Ah!" mamma ma diciamo mia. che sto facendo una specie di cottura confì di queste verdure. Non molto, così. Va bene così. Dai, E adesso mi serve un coperchio. un coperchio. Un Sì, come lo vuoi? Quello Quale? della sua Questo? misura, quello grande lì. Eccolo qua. Eccolo qua. Andiamo a coprire. E ora si farà la sua bella cottura. Cottura. Tranquilla, perché dobbiamo completamente trasformarlo. Va bene? E ti farò vedere come intanto togliamo questo. Non mi dire. Non mi dire. Già siamo ai consigli per i consigli? Sì, Ma sì. come vuole il tempo? Consigli per i consigli e siamo da voi. Dillo Di anche che ricetta stiamo facendo? Stiamo facendo pollo e tacchino cucinati da Totino. Da Totino. Consigli per i Si chiama consigli. così la puntata. Eccoci di ritorno dai Eccoci, consigli per i consigli mamma e mia. nessuno si è mosso. No. Mi metti una musica trionfale? Epica, Tipo, epica. Epica. All'epica, no? No, epica, dico tipo La musica. Ida. Pam, pam, ta 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 tan, tan, ta ta, ta 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 tan, ta ta. Aspetta, non ho finito, vai subito. Prendiamo delle buone olive e le mettiamo dentro. Chiaramente sono olive snocciolate. Ah, sì. E possiamo mescolare. Mi dai Mescoliamo. questa, così. Puoi assaggiare se vuoi. Vedete ragazzi, basta seguire i passaggi. Esatto. Com'è? Questo è tacchino in salsa di verdure. Step by step. Step by step. Ci siamo? Perfetto. È una specie di caponata, ma non caponata. Adesso guarda cosa facciamo. Andiamo Buona. a versare questa meraviglia qui. Ah, lo metti su, quindi non è un contorno, è proprio fa parte Andrà del a fare parte piatto. del piatto, completamente. Pazzesco. Aspetta, mi dai dell'olio? Che maestri, ragazzi. Perché maestri? Che maestri. Maestri? Che maestro, ho sbagliato, scusa. Che maestra. Che ricette, ragazzi. Facciamo così. C'è una ricerca, non è che Sì, sono... esatto. Hai visto che meraviglia? Bellissimo. Ho bisogno del tuo tocco. Lo so, ragazzi. Sì. Senza il suo tocco non potrei, guarda, veramente. Cioè. Secondo me col pio, perché ormai si mette a fare con il pepe così. Ragazzi, Perfetto, prego, ecco, a grazie. te, inforna. A questo punto, prima di infornare, guarda cosa dobbiamo fare. Siccome abbiamo le verdure, non devono bruciarsi, ma devono stufarsi in forno. Guarda che facciamo. Facciamo così. Sì. Lo andiamo a coprire proprio in questo modo grossolano. Vedi? Fa tipo una cottura a vapore, Brava, specie? una cottura No, in cocotto in pratica. un po' a vapore, E lo andiamo a un po' in mettere in cocotte. Ecco. Bravo. E andrà in forno per la sua bene mezz'oretta. Mezz'oretta. A 20 minuti. Prendetevi Andate a del toccare, tempo. poi ogni tanto e vedete se occorre un po' più di tempo. Seconda ricetta. Sì, Abbiamo qui del macinato di tacchino. tacchino. Cosa facciamo col macinato di tacchino? Prendiamo una bolla, Sì. la mettiamo qua e andremo a fare dei supplì di tacchino. Ah, addirittura, dei Supplì di supplì. tacchino e pollo, perché questo è un macinato di tacchino e pollo, ve lo potete fare voi, se no
ve lo fate fare dal macellaio. Pazzesco. E andiamo a metterlo. Sì. Mi dai un cucchiaio? Certo. Andiamo a mettere Quindi lo andiamo a condire, un diciamo, bel po' no? di parmigiano, della farina, Farina, non molta, un cucchiaio, mezzo cucchiaio, un paio un po' di pan cucchiai, grattato 1, 2 e 3, e 3. così. Bravo. Dopodiché, L'uovo. l'uovo e lo mettiamo qui. Sì. Poi prendiamo un pochino di rosemary, Rosmarino. yes, e lo andiamo a tritare, Bene. perché se lo mettiamo così non ci dà aroma, non ci dà niente. Mi avevi detto che quello è un coltello per affettare, non per... Questo è sì. un coltello da taglio, ragazzi. Questo si usa e ogni tanto lo dovete affilare. affilare. Sì. Questo è il coltello da Da tranciante. tranciante. Così. Ed è un giapponese questo. Certo, si vede gli occhi a mandorla. Ci ride pure. Ma perché il coltello ha avuto mai occhi, scusa. Si capisce, non lo E so. stiamo ha un facendo questo aspetto bell'impasto. Japan. Guarda. Aspetto Japan. No? E poi c'è la scimitarra, la posso far vedere? Scimitarra. La scimitarra? Sì, la scimitarra. La scimitarra? Sceme, nel senso che è sceme. Questa è la scimitarra? Vabbè, allora andiamo avanti, faremo poi una puntata dedicata agli strumenti. Esatto. Vai, sì. allora, quindi Alla questo chitarra, che cos'è? alla batteria. Gli strumenti da cucina. Adesso mi serve dare, che e se ne dica, ho bisogno di dare una... Certo, Impastata le con mani le sono mani. sempre le mani, ragazzi. Quindi, allora, È incredibile, ma è vero? Guarda che ci aggiungo. no, gli Sì. metti il tritato? Un po' Il di coso, come si chiama? Sedano, soffritto a carote e SCC, cipolla. sì. Mm. Così a crudo, vedi? Bello, molto bello questo impasto. Quindi, macinato di tacchino E pollo. e pollo, parmigiano. Mi sali un poco? Un altro poco, un altro poco. Non c'è una scala, ragazzi, non lo so. Allora, va bene. Macinato di tacchino e pollo insieme. Parmigiano, pan grattato, un po' di farina E alla via così. e come si chiama quello? Rosmarino, un trito di SCC. Un trito di SCC e andate a E impastare. adesso facciamo una cosa. Mi tagli dei tocchetti di mozzarella, per favore? Vai. Me li devi taccare a mezzaluna, spesse così. Nel frattempo io mi lavo le mani, mezzaluna spesse. Mezzaluna. No, Allora, la luna è Era così. taglia così. Ah, mezzaluna. È una luna sballata. Una luna? No. E c'è Scusa, l'eclissi. Lei me l'ha insegnato e lo sta facendo apposta per far vedere come si fa, capito? Una. Vedi? Ah. Vedi? Hai visto? Però lei l'aveva insegnato a me. Io. No, è pignolo. Che No! c'è? Andare a... Prendiamo un po' d'acqua. Perché ci serve l'acqua, chef? Perché così quando voi fate le polpette non si appiccicano. E andiamo a fare questi supplì, meravigliosi supplì di pollo e tacchino. E cosa mettiamo, ragazzi? La mozzarella dentro. Ve l'aspettavate? Così e andiamo a chiudere. Bene. Andiamo a chiudere così. Buono. Bravo. Nel frattempo, Sì? in frigo ci sono delle uova, ne prendi una e me Un lo uovo, va spazzi, bene. sì. Nel piatto quello a luna. Oggi è tutta a luna, a sole. Esatto. Piatto a luna dov'è adesso, ragazzi? Quello Piatto a lì, luna. Lì. L'uovo, il piatto, tu l'uovo la devi prendere. Ah, qui devo prendere l'uovo. L'uovo. Il piatto a luna qual è? Quello lì a barchetta. Ah, va bene, questa è una luna. E stiamo facendo queste belle crocchette. Allora. È una luna dopo l'eclissi questa. Vabbè, allora. Non ne posso più.
Quindi, E allora, è bello che mi dicono, ma questa è Desiree, è vero che fa tutto lei, Totino, e tu passa che le fai tu, ma ti ha insegnato tutto lei? ma certo. Ma la gente ci sta cominciando a credere, lo sai? Ecco qua. Basta così. Poi, Poi, a che punto sei tu? quasi finito. Qui ho finito tutto. Vai, fanne una piccolina piccolina, che carina. Fanne una così. Un supplettino. Lo sto facendo bene comunque. Bravo, una bella manualità, bravo. Grazie, grazie. Togliamo tutto, Allora, così. A questo punto non ci resta che panare queste nostre. certo. E allora perché abbiamo sbattuto l'uovo? Esatto. Per Allora, panare. le pani tu? Le pani tu? Vabbè. E allora facciamo, primo passaggio, pan grattato. Pan grattato, uovo, pan grattato, giusto? Uovo. Bravo, bravo, guarda, potrei coinvolgerti In cosa? in dei progetti che ho Di cucina? di cucina. Mi farebbe piacere. Sai. È che la mia paura, sai, è quella di non essere alla tua altezza. No, vabbè, dai. Sì, perché sono più basso. Abbiamo fatto l'impasto, adesso abbiamo messo la mozzarella dentro, adesso li stiamo impanando per tutta la ricetta. Che devono fare? Metti che qualcuno ha acceso ora. Alla fine della trasmissione vedrete la didascalia, ma se non volete... Dice no, mi Sicilia serve, voglio Play, Sicilia cambiare. Play, andate su Sicilia Play. Ecco. Andate, prendete il pullman che partono dall'aeroporto e andate su Sicilia Play. Ma no, E tu lo sai Sicilia cosa Play, faceva la nonna? Che... Sai cosa faceva la nonna quando rimaneva quest'uovo? Guarda che faceva. Prendeva un po' di pan grattato, un po' di parmigiano. Ah, faceva tipo quella E faceva frittatina. quella frittatina finale perché non si buttava nulla. L'uovo. Non si buttava nulla, capito? E così avevamo fatto una bella frittatina che andremo a fare dopo che abbiamo fatto tutti i fattamenti. Bene, molto carina. Perfetto, per ora la mettiamo qua. Guarda, la mettiamo qua. 4, Bene. 5. Esatto, e ora queste le passiamo a friggere e queste Sì. le friggeremo dopo. E queste le faremo dopo. Va bene? Bene. Un attimo solo. Adesso, il Adesso? tempo che mi lavo le mani e sono E pronto. siamo pronti per la frittura, giusto? Sì. E poi usciremo anche quello che Siamo abbiamo. pronti per la frittura dei Bravo, nostri supplì. bravo. Supplì di Tacchino e pollo. pollo e tacchino Pollo e perché sono tacchino. fatti da... Tutti. Lo devi dire, ti pesa, vero? Che devo fare? Cominciamo a friggere, mi dai questa, Ecco. grazie. E questa. E 3. cominciamo in 3. E abbiamo messo tutto in frittura, così avremo la possibilità di avere già il prodotto. Facciamo così, facciamo una bella pulita, poi mettiamo questi qua e facciamo il primo piatto fuori, prendiamo il rollè dal forno e siamo pronti. Ci vediamo tra poco con i supplì 2 minuti il tempo della pulizia. caldi, caldi, caldi. caldi. Eccoli qua, Desiree, guarda che sono belli, supplì Mamma di mia. pollo e tacchino con mozzarella, ma soprattutto di pollo e tacchino fatti da... Totino, l'ho detto grande ragazzi, sta l'ho cosa, l'ha detto, detto. basta. Allora, Che andiamo a uscire vai a il nostro uscire rollè di il tacchino? rollè di tacchino al forno. Che dici? Sì. Con questa cottura particolare che abbiamo fatto, Guardate. simil vapore Ma e guarda che è niente. successo, guarda. Meraviglioso. Dobbiamo, mi dai una forbice, una forbice? Certo, a te. E dobbiamo togliere l'asio con cui lo abbiamo... Ah, Lo vuoi sistemare in un piatto? no, Che no, faccio? No, lascio così, guarda. Questo lo togliamo. Questo lo togliamo. Allora lo metto qui. Sì, hai ragione. Questo lo metto qui.
vuoi là, Ecco. vuoi là, E poi francese. voi là, e poi E qua. se voi sono là, noi siamo? Ma che profumo, ragazzi, non connetto più, non ti seccare, non mi fare domande difficili, perché Senti, già le olive, senti l'aroma delle olive. tutto, Ora sale facciamo una tutto. cosa, guarda. Impiattiamo. Questi sono i 2 piatti pronti. Sì, sì, D'accordo? sì. E allora, andiamo a impiattare e io comincerei dal rollè. Da rollè, sono Ti prendo un d'accordo. piatto, anzi ne prendo 2, ma uno ci basta, ma io non so perché ne ho presi 2. Avviciniamoci questo. Sì, Mi dai una forchetta, a te. così prendiamo questo meraviglioso. Mamma Lo mia, tagliamo ragazzi, a ma metà che in cos'è? due, Ma guarda, che cos'è, guarda. ragazzi? Così. Che Queste fettinine così accompagnate con quel giro Mi di dai- aromi. Mi dai per favore Cosa un vuoi? cucchiaio Un cucchiaio? che lo andiamo a sublimare? Mamma mia, ragazzi, sublimiamo. Così, guarda. Sublima, va. Così. Mm. Con questo bel È cimetto. sublimato? Sì. Mm. Mettiti qua. Aspetta che sublimo questo, aspetta. Che vuoi dire? Che vuoi dire? Dillo, mentre tu dici io faccio una cosa. Aspetta. Ecco qua, togliamo questo. E allora? Come senti la cottura che è morbida, quel rosa? Guarda, quel colpo della sublimatura, Questa è una... dico, quel Quel colpo colpo- finale della sublimatura è una tecnica, com'è? Cioè, uno che in cucina fa certe cose, poi si deve sentir dire quel colpo della sublimatura. Pare come se avesse fatto un muro, 2 colpi di cucina messo Ci così stava, com'è. ragazzi, quella sublimatura finale è una cosa. La salsa di verdure come si parla? Bravo, molto bilanciata. L'ho pesato. Sai le 3 sensazioni, un po' croccante, un po' così. Possiamo andare avanti secondo te? Andiamo avanti. E allora guarda che facciamo. Ti prendo un tovaio, ancora per mangiare. E assaggio, non dovevi finire la No, il porzione. tacchino è una carne magra, Ma lo non sai? è- È una carne magra. Non è detto, io ho visto un tacchino che era forte, guarda che vabbè, posso Poi volendo anche una cottura, diciamo, abbastanza delicata. non ce la fa a finire. Un piatto fit questo, ragazzi. Un piatto fit. Questo Questo è qui fit. invece è frit. La colpa non è sua, questo deve essere sincero. Dal fit al frit, ragazzi, è un attimo dal fit al frit. No, questo è uno fit e questo fitness. Frit. Però dopo aver fatto il fit, un frit, un dice che fa? Te lo puoi mangiare, dai, ma ogni tanto che ci fa. Ti sei abbruciato. Oh signore, oh signore, oh signore. Ma sei io non abbruciato. mollo, ragazzi. Ma tra un attimo te lo faccio vedere. Guarda. Mm. È uno scrigno, ragazzi, guardate che c'è qua. Guardate, guardate. Guardate e mangiate. È la mozzarella che si sente. Al telefono. Rispondi, pronto? Vabbè, se la finisce solo. No, dai, vieni qua, salutiamo. Puoi salutare da solo. Dai, è scortese. È Da solo. scortese. Se non mi chiama Daniela non entro. Dai, vieni, chiamalo. Va bene. No, cascando. Va bene, noi vi salutiamo con un supplì. Ragazzi, Che niente, abbiamo fatto pollo No. e tacchino fatto da Totino. io lo devo fare vedere per forza, perché guarda, sai quelli che fanno su... La succosità, guarda, mordi, quelle fai cose vedere su come Instagram, fila, guarda. Fai come fila, fai come fila. Come fila? Fai come fila. Guarda, guarda. Buono, Ciao a tutti, alla prossima, vi aspettiamo. bilanciato. Ciao, bilanciato. Rollè di tacchino, agli aromi in salsa di verdure,
una coscia di tacchino disossata e aperta, 500 g di pomodorini, 2 peperoni, 3 patate, 3 zucchine genovesi, una costa di sedano, una cipolla grossa, 2 carote, supplì di pollo e tacchino, 500 g di macinato di coscia di tacchino, 500 g di macinato di coscia di pollo, 300 g di mozzarella, sedano, carota e cipolla, rosmarino e sale quanto basta.